Governatore Fedriga, oggi è il primo incontro a Trieste per presentare quella che è la controriforma, ma in realtà lei l'ha già definita una nuova riforma della sanità. Sì, e poi non è una presentazione ma un ascolto. Noi non abbiamo deciso come sarà organizzata la governance, abbiamo portato delle ipotesi e la sintesi verrà fatta finito il confronto. È un confronto ovviamente in tempi rapidi perché oltretutto abbiamo dei tempi dettati dalla legge finanziaria, la legge di bilancio che dobbiamo approvare, deve essere abbinato ovviamente alla nuova governance, però un confronto vero. Non è un confronto dove vediamo a dire come la pensiamo e tutti devono assecondarci, ma un confronto dove ognuno può dire la sua opinione e rispetto a queste opinioni noi trarremo le conclusioni e quindi la sintesi. Sono contento anche, devo dire, delle reazioni che ho avuto da tutto il mondo che opera nel settore, dai cittadini, perché tutti mi dicono che è la prima volta che una giunta regionale fa questo tipo di lavoro. Di solito dall'alto si decideva, magari delle scelte anche sbagliate, non condivise, e dopo gli effetti abbiamo visto sono stati quelli anche dell'ultima riforma voluta dall'amministrazione che mi ha preceduto. Abbiamo cambiato modo di lavorare, abbiamo cambiato prospettiva, l'avevamo promesso in campagna elettorale, oggi lo stiamo rispettando. Vicegovernatore Riccardi, lei oggi ha evidenziato che al di là del modello che sarà scelto, l'importante è garantire l'efficienza del sistema e il livello delle prestazioni per i pazienti e un buon livello operativo per gli operatori. Sì, noi stiamo lavorando per cercare di migliorare un sistema, nessuno ha interesse né a smontare né a demolire né a dire che si fa una cosa perché si deve essere diversi da altri. E noi siamo preoccupati di una sofferenza del sistema, sappiamo perfettamente quali sono gli elementi di eccellenza, quali sono gli elementi più deboli e cercheremo di intervenire negli elementi più deboli. Questo è il lavoro che stiamo facendo, cercando di raccogliere le opinioni di tutti coloro che sono sul campo ogni giorno. Lei ha segnalato anche l'importanza di mantenere attrattivo il sistema sanitario regionale per i professionisti. Guarda, il nostro servizio sanitario regionale è sempre stato un'eccellenza di un servizio sanitario nazionale eccellente nel mondo e quindi noi abbiamo il compito di garantire che questo sistema resti tale.